Buongiorno, i titoli con le principali notizie. A Paternò violenza sessuale di gruppo, arrestati 3 giovani di origini marocchine senza permesso di soggiorno per l'abuso di 2 turiste ungheresi. A Catania intensificati i controlli delle forze dell'ordine nei quartieri a rischio. A San Cristoforo sequestrate stalle abusive, 3 pusher arrestati. A Palermo si continua a sparare, ferito da un colpo di pistola un uomo. Il sindaco La Galla dice Piantedosi ha confermato l'impegno ad aumentare il numero delle forze dell'ordine. Indagato e licenziato un funzionario del TAR di Palermo per aver intascato, secondo la procura, le tasse di registro dei cittadini su ricorsi amministrativi. La pace è in cammino verso Strasburgo, la carovana delle ACLI ha fatto tappa a Favara per lanciare un messaggio di dialogo e solidarietà. A Palermo la RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dell'immondizia, lancia una campagna di sensibilizzazione con testimonial Ficarra e Picone. Calcio, Catania in campo oggi al Massimino contro il Monopoli davanti a quasi 20.000 tifosi. Trapani e Siracusa puntano alla vittoria in trasferta. Buongiorno, benvenuti a questa edizione del mattino del nostro telegiornale. In apertura una notizia di cronaca: è stato ritrovato morto il diportista Nino Cusmano, di 72 anni, catanese, disperso dal 1° settembre. Cusmano era uscito dal porto Fossa di Marzamemi a bordo della sua imbarcazione, ma non era più rientrato. L'autopsia dovrà chiarire le cause del decesso. Ed è stato convalidato l'arresto per i 3 marocchini senza permesso di soggiorno arrestati per violenza sessuale nei confronti di 2 turiste ungheresi. Il fatto è avvenuto a Paternò nel Catanese. Sentiamo Orazio Longo. Li hanno bloccati su un van che è stato trovato grazie al localizzatore del cellulare di una delle vittime attivato da una sorella che aveva segnalato la scomparsa al 112. 3 migranti di origine marocchina di 21, 22 e 24 anni senza permesso di soggiorno in Italia sono stati arrestati dalla polizia a Paternò nel Catanese per violenza sessuale nei confronti di 2 giovani turiste ungheresi. Le ragazze avevano accettato un passaggio per tornare al loro B&B, ma questi le hanno portate in un luogo isolato, costringendole a subire atti sessuali. L'arresto è stato convalidato dal GIP, che ha emesso nei confronti degli indagati la misura della custodia in carcere per violenza sessuale di gruppo. La polizia ha ricostruito la dinamica dell'accaduto. Le 2 ragazze, dopo una giornata al mare a Catania, avrebbero accettato un passaggio da 2 giovani che si erano offerti di accompagnarle al B&B in cui alloggiavano. Dopo un breve tragitto, però, i ragazzi le avrebbero portate fuori città e avrebbero iniziato a palpeggiarla in tutto il corpo. A un certo punto avrebbero fatto salire a bordo un loro connazionale che avrebbe costretto le ragazze ad assumere cocaina. I 3 avrebbero compiuto atti sessuali nonostante i continui dinieghi delle vittime. Poi una di loro sarebbe riuscita a telefonare alla sorella, che era con un'altra amica a Catania, dicendole di essere in pericolo e chiedendole di localizzarla con l'applicativo del cellulare, fornendo anche il numero di targa del furgone. Le volanti hanno rintracciato i 5 in una piazza di Paternò. Le 2 turiste erano in lacrime su una panchina e i 3 giovani erano vicino a loro. Le giovani sono state trasportate in ospedale e poi hanno presentato una formale denuncia. I 3 uomini sono stati arrestati. A Catania si attende per venerdì prossimo la Commissione Nazionale Antimafia. Intanto proseguono i controlli delle forze dell'ordine nei quartieri più a rischio. Luca Ciliberti. Sicurezza a Catania, l'attenzione resta altissima. Nelle ultime ore nuove attività di controllo straordinario a San Cristoforo, quartiere ad alta densità criminale a Catania. Oltre 50 poliziotti hanno battuto palmo a palmo il territorio, sgominando alcune fiorenti piazze di spaccio. Scoperti anche numerosi allacci abusivi alla rete elettrica e alcuni garage trasformati in stalle abusive. Nello stesso quartiere la prefettura ha coordinato una nuova operazione interforze ad alto impatto, eseguiti oltre 600 controlli tra Picanello e San Cristoforo, in manette 3 spacciatori, al setaccio chioschi, bar e centri scommesse, luoghi spesso ritrovo della criminalità. Alla luce dei recenti fatti di cronaca, sparatori notturni, violenze di gruppo e non ultimi 2 omicidi in pochi mesi per mano di 2 parcheggiatori stranieri abusivi, venerdì prossimo si riunirà a Catania la Commissione Nazionale Antimafia. È fondamentale che lo Stato faccia sentire la propria vicinanza ai cittadini catanesi con fermezza e soprattutto con atti concreti, e la Commissione Antimafia sarà qui per ascoltare, approfondire e dare un segnale forte di presenza alle istituzioni.
La Commissione, come ha già fatto altre volte, si adopererà per cercare di dare un contributo e per esercitare le proprie prerogative volte appunto ad approfondire ma anche a rassicurare il contesto sociale. Dai primi esiti dell'autopsia disposta sul cadavere di Alessandro Indura, infine emerge che il quarantenne è stato ucciso da una coltellata scagliata al culmine della lite con il parcheggiatore abusivo etiope conosciuto nel quartiere come Thomas all'interno dell'area di sosta della MTS in Corso Sicilia. E non va meglio a Palermo, dove ancora spari e un ferito nel quartiere di Ballarò, che riaccende il problema della sicurezza in città. Sentiamo Marco Gullà. La legalità uccide, 41 bis, uguale tortura. Siamo nel cuore del quartiere Ballarò e proprio qui, ieri sera, si è tornato a sparare. Proprio davanti a queste scritte un uomo, Antonino Madonia, di 49 anni, è stato raggiunto da un colpo d'arma da fuoco. Contro Madonia sarebbero stati esposti 4-5 colpi di pistola. Solo uno è andato a segno. I carabinieri hanno passato al setaccio la zona per cercare bossoli e tracce della sparatoria. Si stanno acquisendo le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori del ferimento e ricostruire anche i possibili motivi. Un episodio che torna a far scattare l'allarme sicurezza nel centro storico. Proprio qualche giorno fa il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi preannunciava un irrobustimento di uomini per far fronte all'emergenza. Ha confermato l'impegno del Ministero a irrobustire le fila delle forze dell'ordine che operano a Palermo. Credo che all'interno del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica si sia fatto e si stia facendo un buon lavoro attraverso il dispiegamento interforze sul territorio, al quale partecipa anche la Polizia Municipale. E come vediamo da queste immagini, in via Macheda ci sono presidi fissi delle forze dell'ordine, ma come è noto, dal tramonto in poi, in questa fascia di città cambia tutto. Del resto c'è chi è convinto che la legalità uccide. Adesso a Gela il procuratore dei minori cosentino lancia l'allarme. Troppi adolescenti, dice, scelgono la strada sbagliata, spinti da solitudine e famiglie fragili. Gerry Italia. Senso di impunità e voglia di soldi facili legati allo spaccio e al consumo di droga. Gela, cuore del Nisseno, resta terreno fertile per una delinquenza minorile che non arretra. A denunciarlo il procuratore per i minori Rocco Cosentino dopo l'arresto dei 2 giovanissimi responsabili della spaccata in pieno centro storico a Gela ai danni di una gioielleria. Per la procura per i minorenni non è un caso isolato, ma il riflesso di un fenomeno radicato. Ragazzi poco più che adolescenti che scelgono la violenza per sentirsi forti, spesso cresciuti in contesti familiari fragili, quasi sempre lasciati soli. Eppure dietro questi gesti brutali ci sono storie di fragilità. Il 99%, ribadisco, questo numero delle responsabilità per i problemi che affliggono i giovani è da ricondursi alla famiglia. È da dire però che se molte volte per la nostra esperienza quotidiana è vero che la famiglia trascura i giovani, però anche è vero che ci sono dei casi positivi, cioè che fanno ben sperare nel futuro. Ma non è tutto buio, esistono giovani che hanno scelto di ribellarsi a questo destino, percorsi di recupero che dimostrano come cambiare sia possibile. Nel 50-60% dei casi gli utenti, diciamo così, minori del nostro servizio a tutela, a loro tutela, non si fanno più rivedere presso i nostri uffici. Ciò che vuol dire che non delinquono più. Un segnale positivo arriva anche dai numeri. Dal 2021 a oggi i reati commessi dai minori nel Nisseno sono diminuiti di oltre il 30%, un'inversione di tendenza che mostra come il futuro di Gela e dei suoi ragazzi non sia scritto, ma ancora tutto da costruire. Un caso di West Nile è stato diagnosticato a Palermo dall'equipe del pronto soccorso in Grassia. Il contagiato, un uomo di 30 anni di Palermo ma che abita a Voghera, dove lavora, è arrivato al pronto soccorso con febbre e astenia. Il riscontro positivo è arrivato l'indomani dell'esame del sangue. Il paziente è stato trasferito nel reparto di malattie infettive del Policlinico Paolo Giaccone. Restiamo a Palermo. Un funzionario anziano del TAR è accusato di aver intascato le tasse di registro che cittadini e avvocati pagano per i ricorsi amministrativi. Per lui è scattato il licenziamento ed ora è indagato sia dalla Procura Penale sia da quella della Corte dei Conti. Maglio Viola.
C'è un buco nelle casse del TAR della Sicilia, un buco nei conti delle tasse che vengono pagate dai cittadini per presentare ricorso al Tribunale amministrativo. Si tratta di importi che vanno da 300 a 6.000 euro per ogni ricorso presentato a seconda del valore del contenzioso, soldi che però nelle casse del TAR non ci sarebbero. La scoperta è stata fatta dagli stessi giudici amministrativi dopo il passaggio di consegne alla guida dell'ufficio che si occupa di questi incassi. La vicenda è stata scoperta qualche tempo fa, ma era rimasta sotto silenzio fino ad adesso. Ora emerge dopo che il Tribunale amministrativo ha licenziato con il sospetto di essersi appropriato di quelle somme il più anziano dipendente. Mauro Basile, cancelliere esperto e considerato un punto di riferimento da tutti, si è visto notificare il provvedimento di licenziamento al culmine di un procedimento disciplinare a suo carico durato qualche mese, e adesso c'è anche una indagine della Procura distrettuale ed una seconda indagine della Corte dei Conti a suo carico. Le verifiche sono state delegate da entrambi alla Guardia di Finanza. Dal TAR nessun commento se non la conferma dei fatti e il dispiacere per una vicenda grave, oltre al riserbo dovuto alle indagini in corso, con una sola precisazione: è stato lo stesso Tribunale amministrativo a scoprire l'ammanco e avviare il procedimento disciplinare, segnalando l'accaduto alle procure competenti. Calcio, ma non quello giocato, e che riguarda il campionato di Serie D. Dopo lo sfondamento del cordone di sicurezza della polizia, degli ultra e altri episodi di violenza, sono state vietate le prime 2 trasferte ai tifosi di Nissa e San Cataldese. Il servizio di Rita Cinardi. Prime 2 trasferte vietate nel campionato di Serie D per i tifosi di Nissa e San Cataldese. Il comportamento tenuto da alcuni ultra durante la partita di Coppa Italia del 31 agosto penalizzerà i tifosi delle 2 squadre, che in molti casi avevano già prenotato il bus per andare a supportare le rispettive società. Grazie al servizio d'ordine organizzato dalla Questura di Caltanissetta, che ha messo in campo una vera e propria corazzata di agenti, non si sono verificati gravi incidenti, ma come si può vedere dalle immagini, tra gli episodi più gravi poco prima della partita si è registrato un vero e proprio sfondamento da parte dei tifosi della San Cataldese del cordone di polizia posto a sicurezza dell'ingresso. Inoltre, nel pre-partita i tifosi avrebbero più volte cercato di scontrarsi fuori dallo stadio senza riuscirvi grazie all'intervento dei poliziotti del dispositivo di ordine pubblico, agenti contro i quali sarebbero state scagliate pietre e mattoni che per fortuna non sono andati a bersaglio. Gli ultra della San Cataldese avrebbero poi danneggiato alcune strutture dello stadio Tomaselli. Intanto il questore Pinuccio Albertino Agnello ha emesso il primo daspo nei confronti di un 19enne tifoso della San Cataldese che è stato trovato con 2 fumogeni nascosti sotto i vestiti. Al vaglio della polizia la posizione di diversi ultra di entrambe le tifoserie, nei confronti dei quali saranno emessi altri daspo. A questo punto è molto probabile che i prossimi incontri tra Nissa e San Cataldese, nella migliore delle ipotesi, si giochino senza la presenza di pubblico avversario, se non a porte chiuse. Archiviata l'inchiesta sulla mostra milionaria della Sicilia a Cannes, niente processo penale per i funzionari regionali che firmarono i contratti da 3.700.000 euro in 3 anni, nonostante il TAR abbia deliberato che quell'affidamento senza gara fosse illegittimo. Maglio Viola. Non ci sarà nessun processo penale per lo scandalo della mostra milionaria della Sicilia a Cannes. Nonostante l'incarico da 3.700.000 euro affidato alla società del Lussemburgo Absolute Blue fosse illegittimo, così come sentenziato dal TAR il 9 marzo del 2024 con decisione passata in giudicato ad aprile, questa illegittimità non costituisce però un reato di natura penale. Lo ha deciso il GIP di Palermo Patrizia Ferro, che ha archiviato l'inchiesta considerando le prove acquisite non sufficienti a portare ad un processo. Archiviazione quindi per Lucia Di Fatta, allora dirigente generale del turismo, per Calogero Franco Fazio, il dirigente che firmò il contratto da 3.700.000 euro, per Nicola Tarantino, responsabile della Sicilia Film Commission. L'archiviazione sul fronte penale era un fatto atteso da tempo ormai. La Procura europea, che aveva ricevuto la segnalazione del TAR e indagando su questi fatti aveva riscontrato la difficoltà a provare un reato e trasmesso a sua volta gli atti alla Procura di Palermo per approfondire altri aspetti emersi durante l'inchiesta ma non legati direttamente alla mostra di Cannes. Aspetti quindi di non competenza della EPPO. Da lì hanno avuto origine altre 2 inchieste, in particolare i filoni che hanno portato all'indagine sul presidente dell'ARS Gaetano Calvagno e sul suo entourage, e a quella per i contributi dell'assessorato al turismo, intanto transitato sotto la guida dell'assessore Elvira Amata. Quest'ultima è stata ascoltata dagli inquirenti appena l'altro ieri, a distanza di 2 mesi dall'avviso di conclusione indagini, e ora si attendono le decisioni della Procura sull'eventuale richiesta di rinvio a giudizio ed a seguire quelle del GIP anche su questi altri 2 filoni di indagine. Una breve pausa e poi la caravana della pace che ha fatto tappa a Favara.
La pace in cammino da Palermo a Strasburgo. La carovana delle Acli ha fatto tappa a Favara per rilanciare dal cuore della Sicilia un messaggio di dialogo e solidarietà. Davide Sardo. La pace come strada da percorrere insieme. Ha fatto tappa a Favara la carovana delle Acli, partita da Palermo il 2 settembre per un lungo viaggio che attraverserà l'Italia fino a Strasburgo. Nella sede del comune, gemellato con Gaza, il focus è stato sul valore del lavoro sociale e culturale che negli anni ha trasformato luoghi di marginalità in spazi di comunità e solidarietà. In un tempo segnato dalle guerre in Medio Oriente e in Ucraina, che continuano a lacerare popoli e coscienze, il messaggio è chiaro: la pace non è un sogno astratto, ma una responsabilità condivisa. Parte da Favara questo grande messaggio di pace che si unisce alle 50 tappe che le Acli hanno programmato. Partecipiamo tutti a questa carovana che si muove. Questo è un messaggio veramente che deve andare nel cuore di tutti quanti, nel cuore dei cittadini, ma che deve arrivare principalmente nel cuore dei potenti, perché questa pace possa trionfare. La carovana proseguirà in Sicilia con le tappe di Siracusa e Catania. Proprio nel capoluogo etneo sarà presente l'arcivescovo Luigi Renna per sottolineare la dimensione etica e comunitaria del cammino di pace. Un messaggio che parte dal sud e viaggia verso l'Europa. Costruire la pace è possibile, ma solo se diventa impegno quotidiano di tutti. A Palermo la RAP, l'azienda che si occupa della raccolta dell'immondizia, lancia una campagna di sensibilizzazione verso tutti i cittadini. Lo fa coinvolti personaggi noti e fra questi ci sono anche Ficarra e Picone. Marco Gullà. Da soli non possiamo farcela, i cittadini devono aiutarci. L'appello è del presidente della RAP Giuseppe Todaro. Questione rifiuti a Palermo. Questa mattina a Palazzo Comitini è stata lanciata la nuova campagna di sensibilizzazione da parte della RAP, l'azienda che nel capoluogo si occupa della raccolta e dello smaltimento dei rifiuti. Testimonial di questa campagna Ficarra e Picone, PIF e Stefania Petix. Da soli, questo è il messaggio, non ce la potremo fare mai, perché questo è una comunità prevede che ci sia noi non dobbiamo fare un impianto, lo montiamo e ce ne andiamo, noi dobbiamo collaborare con i cittadini ogni giorno ed è ormai, ho una certezza dimostrabile, verificabile, certificabile che la RAP potrà diventare la migliore azienda al mondo, ma mai potrà tenere una città pulita se non collaboriamo tutti insieme. Io mi rifiuto non è solo uno slogan, ma un invito a tutti i cittadini a rifiutarsi di sporcare, di voltarsi dall'altra parte, di arrendersi al degrado e ad amare davvero Palermo, aiutando concretamente la RAP a riportare decoro e dignità in ogni angolo della città. Di aggiungere un altro passo all'evoluzione, che per forza, perché l'evoluzione civica e civile non si può fermare. Noi abbiamo voluto aggiungere un altro passo con tutti quanti per mettere come testimonianza anche il fatto che noi ce la dobbiamo mettere tutta, perché noi siamo sempre bravi a dire gli altri, però se noi nel nostro piccolo facciamo quello che è giusto fare, diceva Pino Caruso, non buttiamo la città per terra, e se noi collaboriamo a non buttare la città per terra diventa bellissima, più bella di quella che è. Alla RAP sono in arrivo nuovi mezzi, sono previste nuove assunzioni e sono già attive fototrappole contro gli incivili che abbandonano i rifiuti per strada. Breve pausa e poi il calcio. Stasera il Catania al Massimino affronterà il Monopoli. Il Catania stasera affronterà al Massimino il Monopoli. I rossazzurri reduci da 2 vittorie consecutive non vogliono fermarsi e a trascinarli un Massimino che si preannuncia stracolmo. Francesco Triolo. 2 vittorie consecutive, l'affidabilità della difesa, la solidità mostrata nell'ultima partita di Cava dei Tirreni. Il Catania però adesso è chiamato ad un'ulteriore conferma. Al Massimino domani sera arriva il Monopoli ed è già una delle partite più attese, una di quelle più insidiose di questo avvio di campionato per la squadra di Mimmo Toscano. Tecnico che dovrebbe confermare la stessa formazione che ha conquistato 2 vittorie consecutive, dando un segnale importante al campionato, ma prima di tutto al suo stesso ambiente. E infatti il Massimino sarà stracolmo, pronto a trascinare i rossazzurri. Noi dobbiamo essere concentrati e rimanere concentrati su noi stessi, fare le cose per bene, la cosa più importante, le cose che sappiamo fare, avere sempre la percezione del pericolo.
Rispetto alla vittoria di Siracusa, i pugliesi avranno a disposizione in più anche Giovanni Volpe, arrivato in prestito dal Catanzaro, e da ultimo Riccardo Calcagni, centrocampista classe 94, tesserato in chiusura di mercato dal Novara. È una squadra che la passata stagione ha fatto un ottimo campionato, lo vuole ripetere, quindi le insidie di una gara ci sono tutte. Noi dobbiamo essere pronti, carichi, ed essere pronti soprattutto a quelle che potrebbero essere le situazioni da sfruttare noi e limitare le loro. Calcio d'inizio alle 20:30 su Telecolor, confermato l'appuntamento con diretta stadio, 3 ore live dal Massimino con il racconto del match di Angelo Patanè, Carlo Breve e Marco Carli, le interviste ai protagonisti in anteprima nel post gara, le analisi dei nostri inviati e in studio i messaggi WhatsApp, risultati e classifiche, in più i contributi social e il live streaming su siciliaweb.it. Trapani e Siracusa in trasferta. Il Trapani oggi alle 17:50 affronterà il Sorrento sul neutro di Potenza. Il Siracusa, rinforzatosi dopo gli ultimi acquisti, domenica alle 20:30 andrà a far visita all'Audace Cerignola. Franco Cammarasana. Il Trapani per la conferma, il Siracusa per il riscatto. Obiettivo comune è un risultato positivo. Sarebbe il terzo per il Trapani dopo il pari di Casarano e la vittoria sul Latina. Primi punti invece per il Siracusa dopo il ritorno in Serie C a seguito delle sconfitte contro Salernitana e Monopoli. Entrambe in trasferta alle due siciliane. Il Trapani contro il Sorrento si gioca domani pomeriggio alle 17:30 al Viviani di Potenza, visto che il vecchio Campo Italia, tanto caro al comandante Achille Lauro, è ancora alle prese con la ristrutturazione. Per l'occasione Aronica potrà disporre degli ultimi arrivati Stramaccioni e Palmieri, anche se si va verso la conferma dell'11 sceso in campo contro il Latina. Assenti l'infortunato Nicoli e l'altro difensore Andrei Motok, impegnato stasera con la nazionale della Moldova contro Israele nelle qualificazioni per i prossimi mondiali. Sicuramente delle novità nel Siracusa, che domenica sera alle 20:30 va a far visita all'Audace Cerignola. Il tecnico Turati avrà a disposizione un organico più completo dopo gli arrivi di Pacciardi, Fresen, Cancellieri, Silla e Parigini, quest'ultimo venuto a dare manforte ad un attacco privato di Juan Ignacio Molina, procuratosi la frattura di un menisco nel suo primo allenamento a Siracusa. Compito non facile per Turati scegliere un 11 in un cantiere che in settimana ha cercato di assemblare, facendo leva sui nuovi arrivati, alcuni dei quali però con una dote non indifferente di esperienza. È tutto per questa edizione, la prossima alle 14. Grazie per l'ascolto e buona giornata.